Sono stati 2 giorni importanti per la città di Mogliano Veneto, i commissari di ACES ci hanno appena salutato e sono ritornati a casa. Abbiamo fatto vedere che la città di Mogliano è sport, è cultura, è turismo, ma soprattutto è una grande famiglia. Abbiamo visto i nostri olimpici testimonial insieme a noi in tutto il percorso per le associazioni sportive del territorio, i presidenti che si sono messi in gioco, e quello che noi auspichiamo è che Mogliano Veneto possa davvero diventare città europea dello sport 2025. Vuole giocare la sua partita fino in fondo l'amministrazione comunale di Mogliano, candidato ufficialmente a città europea per lo sport 2025. Un sogno, un'ambizione, un progetto che ha portato sul territorio moglianese la commissione di ACES Europa, Onlus che dal 2001 consegna l'ambito premio. I commissari hanno visitato associazioni sportive, impianti e le eccellenze turistiche del territorio. Gianfrancesco Lupatelli ne è il presidente e sembra dare più di una speranza. Mogliano Veneto è una città splendida, la Commissione è rimasta molto contenta di questa visita dell'impiantistica sportiva, dei progetti, dell'organizzazione, e dobbiamo ringraziare il Sindaco e tutto il Consiglio della Giunta e gli assessori per il lavoro svolto. Soddisfatta si dichiara anche l'europarlamentare Rosanna Conte, ma la cautela è d'obbligo. I competitor sono tanti, compresa Jesolo. Intanto, per l'occasione, al Parco della Cultura a metterci la faccia i grandi nomi dello sport moglianese, dallo schermidore Tita Coletti al ciclista oro olimpico Franco Testa e ancora il pugile Maurizio Stecca e Armando Buffon, ex portieri di Serie A, veri e propri miti. Sono stati 2 giorni intensi qui a Mogliano, la Commissione ha visitato i nostri impianti sportivi e abbiamo fatto vedere quello che è lo sport a Mogliano, e sono felice perché i commissari hanno capito che Mogliano è permeata di sport, che lo sport promuove la città. A Mogliano si pratica tanto sport, ma con passione, con anche agonismo, ma la gente, i moglianesi amano lo sport, e questo messaggio è arrivato ai commissari.